Buongiorno ragazze, sono Maria e benvenute nel nostro nuovo tutorial. Allora raccontatemi, avete già preparato qualcosa per la Pasqua? No? E allora vi aiuto io con questo bellissimo coniglietto portovetti. Siete pronte per il tutorial? E allora, ecco l'occorrente. Ti servirà della colla a caldo, del panno lenci di diversa tonalità, io ho scelto il rosa ed il bianco, un pompon, un filo di lana ed un ago dalla cruna grande, ma potrai utilizzare anche un altro materiale, la violetta di Maria Mancini, una forbice e una penna. Ecco il cartamodello. Io ho utilizzato un piatto, quindi l'ho tracciato su un foglio di carta al quale ho applicato delle orecchie. Ed eccolo qui, già ritagliato. Infilate l'ago e cominciate a cucire tutto attorno al coniglietto con una filza. Ho cominciato più o meno alla metà, in maniera tale da centrare poi la chiusura del nostro coniglietto. Sto cucendo, vedete, al di sotto delle orecchie. Ed ecco qui, ci siamo quasi. Vedete? L'arricciatura ed è pronto il nostro sacchetto a forma di coniglietto. Taglio il filo. Faccio 2 nodini e il nostro sacchetto praticamente è pronto. Guardate che carino! Ritagliate quindi 2 piccole orecchiette, in questo caso in panno lenci bianco in contrasto con il colore del sacchetto che è rosa. Metto un po' di colla sulle orecchiette bianche e le vado ad applicare nel sacchetto in questo modo. Il risultato sarà davvero delizioso, guardate un po'. Io l'ho riempito con degli ovetti di Pasqua, voi potrete metterci ciò che volete, potrebbe diventare anche un segnaposto oppure ancora un pensierino per gli amici. Eccolo qui, guardate che carino. Ho poi realizzato una violetta, quella di Maria Mancini, che vedete vado a chiudere all'interno del fiocco. Il tutorial della violetta di Maria Mancini lo trovi tra i nostri tutorial. Un bel fiocco e il nostro coniglietto portovetti è pronto. Ed eccolo qui. Allora, non è delizioso? Ma non ho ancora finito perché il coniglietto manca la coda e allora andiamo ad applicare il pompon con un po' di colla a caldo. Ed ora sì, è proprio terminato. Allora, eccolo qui, vi piace? Io lo trovo dolcissimo, carino e adatto per tutti, ai bambini e anche agli adulti. Non mi resta che salutarvi. Vi invito ad iscrivervi al nostro canale. Mi raccomando, cliccate sulla campanella, così rimarrete sempre aggiornate. E allora vi saluto, un grande abbraccio e al prossimo tutorial. Ciao!